Ciao a tutti, in questo secondo tutorial vedremo nello specifico come fare le mandate basse, le matrici, il routing del nostro mixer e come poter assegnare nomi e colori ai nostri canali o ai nostri bus di uscita. Intanto, i bus sono dei mix bus che io posso utilizzare per o fare mandate verso effetti oppure per ad esempio gli stage monitor. Sull'M32 Live, quindi la versione estesa, ho tre modalità di fare le mandate bus. Sull'M32R Live ne ho solo due. Prima modalità, seleziono il canale. Nella sezione Bus Send che trovo alla sinistra dello schermo ho le mie varie mandate bus 1-4, quindi dall'1 al 4, poi 5-8, in questo caso mi sposto col pulsante, 9-12 e quindi regolo con gli encoder quando segnale mandare, 13-16, stesso discorso. Questa è una modalità. Seconda modalità, seleziono il pulsante, premo Fader Flip e la sezione dei bus, che è quella che si trova sotto la destra dello schermo, diventa il mio send del canale verso uno dei bus, quindi tiro su il fader di quel bus e ho fatto la mandata dal canale selezionato verso il bus. Esco dal fader flip, qua ho il master della mia mandata, ok? Altre modalità, seleziono il bus che mi interessa, ad esempio che ne so, il bus del batterista, premo fader flip, in questo caso i miei canali d'ingresso hanno le mandate sui fader, quindi adesso posso fare il mio mix della batteria, per esempio del monitoraggio della batteria, sul bus 4. Che è quello che ho selezionato. Esco dal fader flip e qua ho il mix del mio batterista. Per ogni canale posso selezionare come mando il segnale verso il bus. Quindi premo View nella parte Send, mi sposto con la freccetta e seleziono se la mia mandata è per EQ, post EQ, per fader, post fader, oppure se lavoro come se fosse un gruppo. Questo posso farlo per ogni singolo canale. Oppure se voglio modificare la situazione di quel bus e le mandate verso quel bus in maniera uguale su tutto quanto il banco, seleziono il bus, mi sposto nella parte config di quel bus e lo imposto per EQ o post EQ, per fader o post fader rispetto a tutti i canali, infatti ve lo dice anche, rispetto a tutti i send dei canali del banco. Lo stesso discorso vale per gli effetti. Se avete notato, sul mixer gli ultimi 4 bus sono quelli dedicati agli effetti. Quindi se utilizzate gli effetti farete le mandate verso i bus 13, 14, 15, 16 e funziona esattamente nello stesso modo, quindi potete scegliere di fare le mandate per fader, post fader, per EQ, post EQ nelle modalità che abbiamo visto, quindi o col fader flip o senza un fader o regolando gli encoder della sezione bus send. Ovviamente sull'M32R Live non avete gli encoder del bus send, quindi i metodi più veloci per fare le mandate sono gli ultimi due visti, quelli di lavorare in fader flip. La stessa cosa vale per quelle che sono le mandate, per quelle che sono le matrici. Le matrici in questo caso posso mandargli i segnali solo dai miei bus, dai miei mix bus o dal mio main. Nella stessa modalità, quindi sezione matrici, seleziono ad esempio il mio master, fader flip e tiro su
la mia mandata del main verso la matrice. Le matrici come i canali e come i bus possono essere linkate tra di loro e quindi fare delle matrici stereo, esattamente come abbiamo visto nel precedente video. Adesso vediamo un attimo come in qualche modo renderci più veloce il lavoro, ovvero riuscendo a individuare meglio quelle che sono i nostri canali di ingresso. Come lo faremo? Dandogli dei nomi e dei colori. Selezioniamo ad esempio il 16, anzi selezioniamo il 9, Home, Setup, Scribble Strip. Questa è una delle modalità, quindi selezionate il canale, andate sulla sezione sul setup del mixer e vi spostate con la freccetta fino a Scribble Strip. Qua selezionate il colore, ad esempio azzurro, selezionate l'icona, ad esempio basso, e qua potete eventualmente customizzare il nome. Adesso nella vostra icona avete colore, nome e icona, il disegnetto dello strumento che è relativo a quel fader. Altre modalità un pelo più rapida. Selezionate il canale, premete Utility e vi ritrovate direttamente sulla sezione che abbiamo visto un attimo fa. Ovviamente voi potete spostarvi nei vari canali, non serve che fate questa procedura ogni volta. Una volta che ci siete entrati vi spostate sui canali e modificate a vostro piacimento il vostro channel strip, il vostro Scribble Strip o il vostro schermo, chiamatelo come volete. La stessa cosa si può fare anche per i bus, perché poi ritornarci comodo, mettergli, che ne so, il wedge, ok, e impostandoli side fill, down fill, wedge, quello che volete. Tutto questo vi permette di a colpo d'occhio vedere meglio come avete impostato il banco e su quale canale andare ad agire. Detto ciò, tutto bene finché non dobbiamo fare robe particolarmente strane, ma se dobbiamo scegliere come patchare gli ingressi, da dove prendere le sorgenti, dove mandarli, ovviamente dovremo andare nella sezione routing del nostro mixer. Prima pagina, la pagina home. Ciò che è selezionato in arancione è quello che è patchato sul mio mixer, quindi sui miei fader fondamentalmente. Per velocizzare il patch su questi mixer si lavora in bancate da 8. È anche vero che se io ho bisogno di avere sul canale 16 l'ingresso 1, seleziono il canale 16, vado sulla pagina config e imposto come sorgente il canale 1. Tutto quello che è in arancione su questa sezione è disponibile su tutti i canali del banco, nell'ordine che volete voi. Basta che sia selezionato in arancione in questa schermata. Pagina delle output, qua scegliamo le mie out virtuali da cosa sono alimentate, quindi dai miei mix bus oppure dal mio main, ok? E posso selezionare come sono, quindi se per fade, post fade, per EQ, post EQ, e per ciascuna posso impostare anche il delay in piedi, metri e millisecondi. Questa pagina aux out fa la stessa cosa della pagina precedente, ma è relativa alle uscite
ausiliare su jack da RCA e RSEBU che trovate sul banco, sulla parte posteriore del banco. La pagina Ultranet fa le stesse cose della pagina Out 1.16, con la differenza che quello che fate qui si ripercuote anche sull'uscita Ultranet che c'è sul banco. L'Ultranet non è altro che un protocollo di trasmissione audio su cavo categoria 5 di 16 canali audio che possono essere mandati agli stage monitor attivi Turbo Sound o eventualmente a impiantini o impianti attivi sempre della serie Turbo Sound. Card out. In questa sezione io scelgo cosa mandare verso la mia scheda, che può essere o la stessa cosa che io sto mandando sui miei fader, oppure possono essere le out. Se io per caso sto lavorando, come in questo caso, con una scheda Dante e magari dall'altra parte ho dei device delle schede Dante. Oppure posso scegliere di registrare qualcos'altro, sempre nella logica che abbiamo appena detto. Quindi quello che mando qui è svincolato da quello che entra nella pagina home del banco. Le due schede AS50A e AS50B sono relative alle due porte che ci sono sul retro del banco. Fondamentalmente qui seleziono cosa mandare verso la porta S50A, la S50 e la S50B. La S50 è il protocollo di comunicazione che utilizza Midas tra i vari mixer e tra i mixer e le stage box. Quindi se io devo mandare dei segnali, delle uscite verso una stage box, qua è la pagina dove sceglierò cosa mandare in uscita verso la mia stage box. Out 1.8 e Out 9.16, come vedete, è relativo a questa pagina qua. Ok? Quindi queste sono delle output virtuali, queste alla fine saranno le mie output fisiche della stage box. Quello che faccio sulla S50A non si ripercuote sulla S50B, sono due porte indipendenti. Dopodiché posso scegliere cosa far fare alle uscite XLR a bordo del mixer, ovvero possono essere la replica delle mandate verso la mia stage box, per esempio, e quindi gli darò le out 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16. Oppure magari lavoro con mixer standalone, quindi quelle uscite XLR dovranno essere per forza di cose i miei mix bus e le mie uscite main. Oppure posso scegliere di mandare verso le uscite XLR un flusso AS50 che magari mi sta arrivando da un altro mixer, e in quel caso quelle uscite XLR saranno comandate dall'altro mixer. Come sempre vi ricordo che per sapere dove andare a chiedere informazioni sui mixer e o acquistare i mixer potete consultare il nostro sito web musictribe.pirase.it/Midas. Se avete bisogno di contattarci direttamente potete mandarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook Midas Console Italia. Grazie a tutti!